Frosinone, per Frosinone Padova c'è Ugo Russo. 3 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, sempre ovviamente 0-0, ma un minuto fa il Frosinone ha già dovuto provvedere alla prima sostituzione. Baclé, distorsione al ginocchio, è uscito, sostituito da Gianmarco Zigoni, figlio di quell'indimenticabile Gianfranco Zigoni, centravanti negli anni 70 della Juventus e anche della Roma. Subito le formazioni: il Frosinone, Frison a guardia dei pali, difensori Catachini, Minelli, Terranova e De Maio. Nella zona nevralgica del terreno di gioco Masucci, Pestrin, Bottone e Sansone, coppia offensiva formata ora da Zigoni e Stellone. Replica il Padova con Cano tra i pali, a presidio della retroguardia Legati, Cesar, Renzetti e Crespo. In mezzo al campo Oxtrasser, Italiano e Bovo. El Shaarawy alle spalle degli attaccanti De Paula e Ardemagni. Arbitro della contesa Roberto Bagalini di fermo, i collaboratori Ciancaleoni e Paganessi, quarto uomo Tozzi. Giornata afosa, da poco però un vento consistente ha un po' abbassato la temperatura, stimabile ora sui 15 gradi, spettatori 2500 circa, studio. E Di Paro, la palla in il gol del Frosinone con Masucci, lo racconteremo quando mi darai la linea, grazie. Linea Frosinone. E dunque 11 minuti di gioco, risultato quello che abbiamo segnalato nel flash su Vicenza, vale a dire il vantaggio del Frosinone per 1-0 grazie al gol di Masucci, il colpo di testa di Sansone con la parata di Cano sulla traversa, pallone che è rientrato in campo e lo ha ribadito in gol Masucci. Dunque dopo le fasi di studio era il Frosinone che cercava di spingere ed è arrivata al gol la squadra di casa. Le squadre sono in campo con le divise tradizionali, maglia gialla, bordi azzurri per il Frosinone, Padova casacca bianca con insert rossi, per l'arbitro e i due collaboratori una maglia bianca all'ingresso in campo variopinta con la scritta For Japan per il Giappone. Tolta quella, il trio si esibisce ora con il completo nero. È una sorta di ultima spiaggia per il Frosinone, vincere per continuare a sperare nella salvezza. In caso di pari o addirittura di sconfitta la retrocessione si avvicinerebbe in maniera più che minacciosa. Il Padova, ottenuta in pratica la salvezza, vede che la matematica gli consente di puntare a un ingresso nei playoff promozione. C'è solo un precedente al Matusa per quanto riguarda la Serie B, lo scorso campionato 2-2. Dunque diamo uno sguardo al cronometro, 11 minuti 40 secondi, Frosinone 1, gol di Masucci e Padova 0, linea allo studio. Lo stadio è il Comunale Matusa, i minuti 34 e 30 secondi, sempre in vantaggio il Frosinone per 1-0, solo un tiro di De Paula, peraltro altissimo al 31esimo. Questa è la reazione del Padova negli ultimi minuti, tutta lì e senza ovviamente essere mai pericolosa la squadra ospite. Il Frosinone conduce ed ha legittimato il vantaggio con altre pericolose azioni che hanno fatto sfiorare di un soffio raddoppio ai padroni di casa. Anche Pestrin per il Frosinone ha tirato alto dopo una bella azione corale 2 minuti fa. Grande punizione di Del Grosso ora ha recuperato il pallone ancora il Frosinone, limite dell'area, seguiamo questa azione e poi renderemo linea allo studio. C'è un'azione per cui il Frosinone ha addirittura reclamato il calcio di rigore, invece viene ammonito Zigoni per simulazione. Ora stiamo al 35esimo, 10 secondi, sempre Frosinone 1, Padova 0, studio. Ancora un tiraccio di capitano italiano per il Padova al 38esimo, ottima azione di El Shaarawy sulla sinistra, il cross alla sotterra da Ardemagni per Italiano, spazio per un tiro di ben altra consistenza, pallone colpito però malissimo e finito molto lontano dai pali alla sinistra della porta di Frison. Dunque in pratica il Padova sta cercando di finire l'attacco questo primo tempo ma non riesce a creare cose molto pericolose. Però attenzione, il pallone servito proprio per Ardemagni da solo davanti a Frison, ha sparacchiato alto sulla barra trasversale della porta difesa dall'estremo difensore del Frosinone, ma questa è stata sicuramente l'occasione più ghiotta per gli ospiti per portarsi in parità. Era fuori gioco, dicono dalla panchina del Frosinone, per l'arbitro invece l'azione era buona e il Padova ha sfiorato di un nulla il pareggio. Il 42esimo, Frosinone 1, Padova 0, studio. Di Nardini e di Soriano per doppia munizione. Il pareggio del Padova con Rabito di testa e dunque Frosinone 1, Padova 1 quando siamo già nel recupero, linea ancora a Raffa. Bertani stava per colpire. Scusa Monaco, è finita anche a Frosinone quando pensava di aver già portato a casa 3 preziosissimi punti. Il Frosinone ha subito il pareggio dal Padova al 45esimo e 30 secondi.
con Rabito di testa, e la fine dopo 3 minuti di recupero. Frosinone 1, Padova 1.